E siamo giunti alla sesta corsa, un'altra piccola classica per il Savio di Cesena, il Gran Premio Augusto Calzolari, corsa che ormai fa parte della tradizione al Savio, un miglio per cavalli di 3 anni che vede al via 9 concorrenti dopo il ritiro di Ole Omeda Jet. Lo schieramento: 2 Excelsior, 3 Enchanté Bigi, 4 Einstein Grad, 5 Hermes Cup, 6 Egon Ferm, seconda linea 7 Etrurios, 8 Edgar Saba, 9 Ela Linda, 10 Eva Kent Joe. Favori nettissimi per Einstein Grad, stragiocato, numero 4 Roberto Vecchione in sediolo. Macchina che stacca la velocità iniziale di Hermes Cuff. Egon Ferm però viene al suo esterno e in breve passa a condurre. Egon Ferm con gran lancio, all'esterno c'è già Einstein Grad. Egon Ferm in vantaggio su Hermes Cuff dopo i primi 200 metri di gara. Non tarda a progredire comunque Einstein Grad, che viene via cattivo dal retrovie perché non ha fatto gran avvio e ora si proietta sui primi. L'errore intanto di Hermes Cuff, ma va dritto comunque l'allievo di Roberto Vecchione, va su Egon Ferm, lo sopravanza, non si oppone a Egon Ferm e con 400 metri in 29,4 il favorito guida e ora tira via. Vedete Roberto Vecchione, il cavallo che tira sicuramente. Egon Ferm in seconda posizione davanti a Excelsior, poi gli altri a seguire, ma la corsa ora in mano al favorito che guida dopo 700 metri di gara. Si trascina Egon Ferm e Excelsior per in quarta posizione lungo la corda Etrurios, mentre si industria per corsie esterne Enchanté Bigi, ma l'andatura è davvero molto sostenuta. 58,7 per gli 800 con favorito Einstein Grad in vantaggio, seconda posizione per Egon Ferm, in terza rimane Enchanté Bigi davanti Excelsior, scusate, davanti a Etrurios. Ha spostato Excelsior e ora cerca di profilarsi a ridosso del battistrada Einstein Grad. Egon Ferm in corda, insiste nella sua progressione Excelsior che avvicina Einstein Grad al completamento della piegata. L'attacco di Excelsior, più indietro Egon Ferm, retta d'arrivo, si presenta in vantaggio Einstein Grad. L'attacco di Excelsior, il tentativo anche di Edgar Saba, poi all'interno lo scatto di Egon Ferm, finale con Edgar Saba che passa e vince nei confronti di Excelsior e di Egon Ferm, che finiscono vicini. 1,13 il ragguaglio conclusivo. La vittoria però per Edgar Saba, che piazza un finale strepitoso e viene a battere tutti. Vediamo a centropista la lotta per il secondo, premia forse Egon Ferm, ma ci sarà foto anche in questo caso micidiale fra Egon Ferm ed Excelsior. La vittoria invece tutta per Edgar Saba e Antonio Di Nardo, training di Gennaro Casillo per conto della scuderia Vaporino SRL. Un gran finale di Edgar Saba che conferma l'ottimo momento, crolla invece nelle ultime battute Einstein Grad dopo aver sfondato ed essere andato via alla grande.